Cari telespettatori, ben ritrovati con noi. Qui in studio abbiamo il piacere di avere la segretaria generale dell'FNP CISL, Tina Cupani. Ben ritrovata, segretaria. Grazie. Perché il tema è molto importante, ha dei risvolti non solo tecnici da comprendere per determinati provvedimenti che hanno generato una serie di conseguenze e ripercussioni a cascata, ma anche politico, quindi di caratura sindacale. E parliamo della non autosufficienza, del fatto che moltissimi anziani vorrebbero, o le famiglie avrebbero necessità di portarli in strutture protette, in case di riposo, in centri servizi, non c'è posto, costano troppo. Cosa ha fatto e cosa dovrebbe fare la Regione? Qual è lo stato dell'arte, verso dove si sta andando? Questo è un altro problema, perché tanti che affrontano questa questione sono sempre di più, perché per fortuna l'aspettativa di vita aumenta, si sentono un po' abbandonati a se stessi, e questo non va bene perché avere strumenti e mezzi per affrontare le cose non è un problema. Chi invece gli strumenti non ce li ha, e stiamo parlando di denaro soprattutto, si trova in grosse difficoltà. Allora, stato dell'arte, ci dica un attimo, c'è stata una DGR approvata il 18 aprile. Che cosa ha previsto, che cos'è? Raccontiamolo per chi non è aggiornato. È una DGR che è passata attraverso l'audizione Commissione Quinta, quindi di fatto si dà quasi per definitiva. È uno stanziamento che la Regione fa in una modalità sperimentale, quindi 20 milioni per anno 2024, 2025 e 2026 per intervenire su una fascia che loro chiamano di case mix, quindi di intervenire con dei finanziamenti mirati per la gestione di casi particolari legati soprattutto all'Alzheimer, quindi alle demenze, a supporto, ad integrazione di quanto le case di riposo, dirò case di riposo perché è il termine sì, per comprenderci va benissimo, più facilmente viene compreso, che le case di riposo rispetto a dei costi che vanno a sostenere in più per gestire queste situazioni. Quello che di questa DGR ci ha profondamente deluso è non aver ascoltato la nostra voce. Noi avevamo chiesto di essere comunque parte come confronto del tavolo interistituzionale anziani, che definiva anche sperimentazioni, che definiva budget da assegnare alle strutture e che definiva anche le tipologie e le valutazioni della gravità dei casi, soprattutto con riferimento alle demenze e a quello che è tutto quello che è collegato alla demenza, perché sappiamo che gestire la demenza è più complicato all'interno delle case, delle singole case di riposo. Quindi volevamo essere ascoltati. Ci aveva garantito l'assessore che avrebbe creato un sottogruppo, perché noi ci sentivamo di dover rappresentare la voce delle famiglie, la voce dell'utenza, la voce di chi in questo momento non può rappresentare tutta una serie di criticità che a noi comunque vengono evidenziate come sindacato. E invece, nonostante la promessa, ci siamo trovati ad un percorso di delibera regionale già in piena evoluzione, già partito, e abbiamo chiesto di essere sentiti per capire meglio. Ci hanno convocato ad un tavolo in cui hanno solo spiegato il contenuto della DGR. Abbiamo detto che c'erano molte cose che non ci convincevano, volevamo capirle meglio e spiegarle e fare anche delle nostre osservazioni, quindi volevamo essere di aiuto rispetto ad un percorso che comunque impegna 20 milioni di euro all'anno, non sono mica, anche perché questi 20 milioni non sono aggiuntivi
aggiuntivi all'interno di un ulteriore finanziamento sulla sanità veneta, quindi vengono recuperati all'interno delle risorse destinate alla sanità a livello di Regione Veneto e quindi sottratti a qualche altra voce di bilancio. Quindi noi non abbiamo ancora capito e non ci hanno spiegato da dove li distolgono, cioè noi dal bilancio della sanità si è utilizzato uno 0,04% per le liste di attesa, si sono sottratte delle risorse per l'attivazione del PNRR, però noi abbiamo tutta una serie di criticità all'interno del mondo della sanità e se i soldi e le risorse che girano sono sempre le stesse, certo. Comunque ecco, noi ci siamo trovati con il percorso definito e siamo, è una profonda amarezza per il modo con cui hanno ritenuto di non doverci ascoltare. Ma c'è stata data una spiegazione a questo una volta che è uscito questo provvedimento? Perché voi avete fatto... non saremmo così fortemente delusi se ci fosse stata data una spiegazione. Veramente un'amarezza, perché noi abbiamo iniziato un percorso di confronto, di dialogo con la Regione. Siamo sempre stati lì attenti ad ascoltare e anche a condividere le buone pratiche e mettere fare le nostre osservazioni su quello che rispetto al ritorno che noi abbiamo dai nostri iscritti, dalla realtà che quotidianamente vivono i nostri anziani, per esempio sul mondo che ci riguarda, eravamo sempre pronti a segnalare. Abbiamo fatto un approfondimento, un osservatorio, una ricerca unitaria, insomma è già stata più volte esplicitata, perché noi abbiamo una nostra lettura su tutta quella che è la gestione della non autosufficienza gestita all'interno delle case di riposo, quindi abbiamo anche una conoscenza, una competenza su questa materia. Noi abbiamo molti dati, abbiamo molti punti di osservazione, ma soprattutto abbiamo la visione di chi utilizza il servizio e che si sente un po' non rappresentato, che non capisce perché il proprio anziano nella casa di riposo non ha quel trattamento che loro si aspettano. Ci dicono sempre le famiglie: noi quando portiamo il nostro caro nella casa di riposo c'è una carta di servizi, c'è un contratto che io firmo con la gestione della casa di riposo e mi aspetto dei servizi e mi aspetto un ritorno anche di qualità di servizio, e ci dicono che spesso non è così, e quindi è anche giusto che noi siamo a rappresentare anche le voci di chi ritiene che ci sia qualcosa che debba essere migliorata. Per quello volevamo dire la nostra nel tavolo interistituzionale, perché io ho un tavolo che è composto dai gestori delle case di riposo, dai tecnici delle ULSS, è composto dai comuni, però mancano le parti sociali. Chi la gestisce è tutta la rete delle case di riposo, ma non chi utilizza questo servizio. Che è un po' il problema che noi abbiamo, l'abbiamo anche rappresentato all'assessore Lanzarin. Noi abbiamo molti anziani, molte famiglie che si avvicinano ai nostri sportelli perché non sono soddisfatti di quello che avviene come qualità di servizio. Sto parlando come qualità di servizio, lasciamo stare il discorso delle rette, lasciamo stare il discorso dei posti che mancano, delle liste di attesa, ma noi vorremmo anche, e quel tavolo era l'occasione, parlare anche un po' della qualità dei servizi. Che rientra come elemento fondamentale. Ecco, tutto questo perché possiamo anche avere, tra l'altro supporto che la regia una prima slide, di anziani non autosufficienti che, eccolo qua, che hanno bisogno di accedere a queste strutture, di avere un'assistenza per varie ragioni che sono immaginabili, e comunque voi le avete anche ben studiate attentamente, ce ne sono in proporzione sempre di più. Sì, il dato della popolazione anziana del Veneto ormai la conosciamo, quel 1.100.000, però di questi su dati che vengono forniti dalla Regione 328.000 sono non autosufficienti. Abbiamo già una 28
rispetto a tutti gli over 65, è un dato molto alto. Ma l'altro dato che è altrettanto significativo è come l'incidenza della demenza senile sia in continuo aumento. Noi avevamo un 33% di situazioni di non autosufficienza legata alla demenza nel 2015 e in soli pochi anni è aumentata del 7%, tanto più che abbiamo un aumento continuo di over 80, over 90, una tipologia di anziani all'interno del quale la demenza comunque è in evoluzione, sì, cresce in maniera esponenziale e quindi per quel tavolo che andava a definire dei percorsi particolari sulla demenza ci interessava molto. Attualmente la rete delle case di riposo nel corso dell'anno ospita 47.000 circa, poi c'è chi entra, chi esce, persone li ospita, la maggior parte sono non autosufficienti, e la mappatura che noi abbiamo, che vediamo lì abbastanza evidente, è com'è la situazione nel Veneto. Noi abbiamo 143 strutture pubbliche e 239 strutture private. E già qua è una preoccupazione, perché noi abbiamo visto che le strutture pubbliche negli ultimi tempi non sono state supportate, e noi non abbiamo mai detto che il pubblico e il privato non interagiscono, devono interagire, perché il privato per noi è fondamentale a supporto di tutta la rete delle case di riposo. Però è anche vero che le strutture pubbliche sono in più difficoltà, hanno carenza anche di edifici che sono non a norma, e hanno l'obbligo della trasparenza, hanno il no profit, mentre le strutture private da questo punto sono molto più libere. Allora, noi diciamo sempre, nel momento in cui tu, Regione, eroghi delle risorse pubbliche, devi anche garantire la governance di tutto il sistema. Quindi destino risorse pubbliche, tu mi devi dare un ritorno di trasparenza, pubblicazione di bilanci, di trasparenza sulle rette, di trasparenza sulla qualità dei servizi e di trasparenza anche all'eventuale profit o no profit spinto che tu inserisci all'interno del tuo sistema. Questo manca, noi l'abbiamo sempre detto alla Regione, che c'è un sistema misto pubblico e privato, ma non c'è governance, e quindi anche qua noi siamo particolarmente critici e di spinta nei confronti della Regione. Quindi, fatta un attimo un'analisi della realtà del territorio, dei posti autorizzati e dei posti anche programmabili da parte delle ULSS nei piani di zona, l'analisi che noi abbiamo fatto unitariamente è che oggi come oggi già mancherebbero 1200 posti per garantire la richiesta da parte dell'utenza nel Veneto. Poi ci sono, stiamo parlando anche dei centri servizio, naturalmente, che sono quelle strutture di case di riposo. Adesso noi in tutto questo sistema di non autosufficienti stiamo parlando di quei 32-33.000 che attualmente vengono gestiti all'interno delle case di riposo. Poi c'è tutta quella parte che viene lasciata nella gestione della domiciliarietà, e qui c'è tutto il ragionamento che magari più avanti avremo tempo di fare sui caregiver, cioè sui familiari che si prendono cura o sulle badanti, che anche qua insomma è tutto un ragionamento da affrontare. Però i posti letto, tenuto conto della programmazione che attualmente c'è, non sono sufficienti. Quindi questa è un'analisi che noi abbiamo presentato all'assessore Lanzarin, e guardi che sulla situazione delle case di riposo in Veneto ormai sono 2 anni che ci lavoriamo, abbiamo veramente una fotografia, un monitoraggio continuo che fa anche un'analisi rispetto alle rette. Infatti poi
anche su questo noi abbiamo fatto un ragionamento. Dopo passiamo subito alla rete, che poi so che però volevo completare il discorso che lei aveva accennato, che è molto importante, perché quando si parla di qualità, di standard qualitativi, anche lì è stato fatto un sondaggio ed è emerso un qualcosa di non tanto piacevole, perché la qualità è qualità di vita poi alla fin fine. C'è stato un provvedimento della Regione che è intervenuta per ridefinire gli standard qualitativi, quindi quali sono i servizi minimi che devono essere garantiti all'interno di una struttura. Per carità, in quella maniera lì si è cercato di dare una mano a tutte quelle case di riposo che avevano carenze di personale, quindi cercare comunque di trovare delle soluzioni. E per quello noi diciamo che comunque le case di riposo sono state aiutate. Se noi diamo una lettura, l'esempio che facciamo di una casa di riposo tipica con 120 posti letto, con i nuovi standard di servizio, quindi standard minimi, addirittura una casa di riposo poteva operare con un operatore in meno, quindi la possibilità di dare incontro a chi aveva difficoltà comunque era stata data. Noi non abbiamo assolutamente condiviso questi standard, perché per noi non garantiscono la qualità del servizio, non garantiscono l'impegno che la casa di riposo, la struttura si prende nei confronti della famiglia. Però ci hanno sempre risposto: sono standard minimi, nulla toglie che la struttura applichi standard di livello superiore, però Vabbè, però bisogna mettere anche l'asticella un po' più alta. Allora, torniamo su questi discorsi, che poi andiamo ad affrontare anche insieme il discorso delle rette. Lo so perché tanti che ci ascoltano lo sentono per forza, perché se uno non ha disponibilità o possibilità economiche non può neanche sognarsi di accedere a certe strutture, anche se magari ne ha estremo bisogno, e lo stesso non può accedere ad altri servizi anche a livello domiciliare come le badanti, perché anche quelle hanno un costo. Pubblicità, qualche secondo, poi torniamo insieme.